Assessore Telesca, oggi presentazione del terzo e quarto lotto dei lavori dell'ospedale di Udine. Quali sono i punti salienti e l'impegno economico di quest'opera? Un impegno economico importante per il completamento di una struttura ospedaliera che è, come sappiamo, uno degli hub regionali, tra l'altro un hub di secondo livello, quindi un centro di riferimento importante come struttura ospedaliera di alta specialità. L'impegno economico per il terzo e quarto lotto, che è superiore a 60 milioni di euro complessivamente, che era la base d'asta, 66 milioni di euro era la base d'asta, poi c'è stato il ribasso d'asta, comunque siamo su quell'ordine di grandezza lì, ed è con questo veramente il completamento definitivo dell'ospedale nuovo e tecnologico. Sapete che la prima parte, il primo e secondo lotto hanno avuto vicissitudini un po' varie, per cui anche c'è stato un allungamento dei tempi. Invece la grande scommessa adesso del terzo e quarto lotto, che in realtà è una modalità che stiamo adottando anche per altre grandi opere in sanità, è il rispetto dei tempi, un cronoprogramma chiaro, e quindi credo che su questo dovremo veramente dare il segnale di una svolta su come possono essere anche le opere pubbliche svolte in tempi assolutamente efficienti ed efficaci. Comunque noi ci stiamo orientando su dei cronoprogramma molto stretti, e come abbiamo fatto recentemente per Pordenone, anche qui io penso che nel 2000, mi pare che la data finale definitiva sia 2021, 2020, insomma, e quindi dovremo avere nel 2020 tutte le strutture ospedaliere, sicuramente Pordenone e Udine, completate.